Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti e rieccoci, siamo qui per una puntata, una piccola puntata straordinaria dedicata a Gaza perché continuiamo a ricevere notizie molto drammatiche da quell'area. Abbiamo appena saputo che il grande ospedale indonesiano di Gaza è rimasto completamente senza elettricità. Questo significa niente incubatrici per i bambini prematuri. Tra l'altro dicevano che in questi giorni a causa dello stress molti bambini sono nati prematuramente e niente ovviamente terapie intensive e anche niente luce per vedere quello che si sta facendo insomma dentro l'ospedale, quindi è veramente una situazione molto, molto drammatica. Noi ospitiamo con volentieri insomma, i messaggi che ci manda Sami Abu Omar. Sami Abu Omar è un cooperante che si trovava a Gaza City, è sfollato in seguito all'ordine dell'esercito israeliano nel sud, si trova a Khan Yunis dove c'è un grande campo profughi che però anche quello è stato bombardato. Come dicono le ONG internazionali, non c'è nessun luogo sicuro a Gaza adesso. E quindi Sami è responsabile del Centro Italiano di Scambi Culturali e ci racconta un pochino la situazione. Situazione gravissima ancora dopo 34 giorni dell'aggressione israeliana contro la striscia di Gaza, dove ora praticamente oggi praticamente tutti i carri armati stanno all'ospedale di Shifa, all'ospedale di Al-Nasr, all'ospedale dei bambini, all'ospedale delle notizie. Sicuramente sono entrati dentro la striscia di Gaza, sono entrati dentro Gaza City anche praticamente con i giornalisti del Jazeera hanno lasciato Gaza City, stanno andando verso il sud della striscia di Gaza. Ora Israele può fare quello che gli pare dentro Gaza City perché non ci sono più giornalisti, sono stati evacuati tutti, una situazione molto gravissima e il numero delle morti sarà alzato più di 11.000, più altri 37.000 di feriti, ci sono contestazioni ovunque. La situazione è gravissima, soprattutto anche la gente sta cominciando a soffrire dalla fame
non è perché l'aiuto che entrano finora in 34 giorni sono entrati 500 camion di aiuti, mentre nei giorni normali entravano 500 camion per i fabbisogni dalla striscia di Gaza. Vuol dire che tutti quelli entrati 34 giorni ci basta Gaza per un giorno. E la situazione anche quella arrivano soltanto a due fonti, l'aiuto di cibo, tutto questo arrivano al magazzino dell'UNRWA prende tutto, fa distribuzioni agli sfollati, però l'altra gente che stanno a casa, che non sono dentro quelle sfollate, dentro lo studio UNRWA non ricevono e niente, e poi al mercato non esiste niente, al mercato non ci sono roba che arrivano, perché quelle che arrivano non sono merci di commercio, sono aiuti umanitari. Per questo la situazione è gravissima, per far avere, prima ti davano 3 kg di pane a ogni famiglia, ora ti arriva 1,5 kg di pane praticamente quando fai la fila a prenderlo, ora ha cominciato anche, non può avere anche nemmeno mezzo chilo di pane perché la fila sono chilometri, puoi arrivare, fai 7 ore di fila per avere l'acqua, per avere il cibo, poi forse ti arriva la notte mentre sei in fila, così la gente scappa a casa perché la notte cominciano più forti i bombardamenti. Situazione gravissima in tutti i modi, in tutti gli aspetti. E noi non chiediamo aiuto umanitario, chiediamo praticamente di cessare il fuoco, di lasciarsi vivere in pace. Questo che ha bisogno la popolazione di Gaza, non ha bisogno di aiuti umanitari, praticamente ci vuole di fermare questa guerra matta. E in questa guerra praticamente quelli che pagano più il prezzo sono i bambini, soprattutto perché i bambini di Gaza erano sempre prima di questo, hanno vissuto diverse guerre, diverse aggressioni, per questo ci sono altissimo percentuale della trauma che si trova tra bambini, perché sempre hanno paura, perché non riescono a capire perché tutto quello che sta succedendo, hanno sempre paura, hanno sempre anche delle domande, chiedono sempre perché stanno ammazzando, che male abbiamo fatto, perché tutti questi amici che stanno morendo, tutti questi bambini, e il perché questo sempre non c'è una risposta. Praticamente anche hanno bisogno di anche questi bambini di aiuto psicologico soprattutto, però non ci sono ora strutture per andare o dare questo aiuto, perché dopo anche speriamo che finisce presto questa guerra, che almeno ci rimane un po' di speranza tra questi bambini, perché i bambini praticamente vivono giornalmente questi attacchi e tra di loro cosa ci crea anche la rabbia, l'odio verso l'altro, perché e non vogliamo che i bambini crescano con l'odio dell'altro, perché sarà gravissimo dopo a convincere questi bambini anche dalla pace, perché la pace se praticamente viene fatta con i popoli di pacificazione da tutti quanti, non è da una parte, perché ci vuole due parti per fare la pace. Questo praticamente anche gravissima situazione ai questi bambini, sono tutti traumati, hanno paura, la notte sempre gridano, si alzano, hanno paura, mi chiedono anche io, ho bambini, mi chiedono sempre, papà, forse domani non ci siamo più perché quell'altro amico c'era ieri e oggi non c'è più. E quell'altro compagno di scuola c'era, però oggi non c'era più, forse domani tocca a noi, non si sa, perché anche quando vede ci sono la maggioranza di morti, sono di vittime di questa guerra sono bambini, più di quasi, sono arrivate quasi al 45% delle vittime sono bambini. Poi ci sono problemi di questi feriti che vivono praticamente una disgrazia perché tante gli ospedali non sono praticamente adatti per praticamente questo numero di feriti, perché poi ci sono anche i medici praticamente, perché per altissimo numero di feriti sono arrivati a più di 30.000 feriti, se fanno la preferenza tra questo ferito che può vivere, gli ci danno aiuto, cercano di salvarlo, questo ferito non ha, c'è speranza di vivere, ce la lasciano morire così perché non ci sono le strutture. Poi soprattutto anche praticamente tanti questi hanno perso l'arte superiore e l'arte inferiore, perché quando sono
cadano le case, perché le case sono palazzi praticamente, se cadano su un essere umano di una tonnellata di cemento, cioè l'ammazzano o te le fanno ferite, o poi ci sono le bruciature, che ci sono di quelli che quando hanno lanciato bombe di fosforo praticamente quelli hanno le bruciature da quarto a quinto livello, perché è una cosa drammatica, vivono questi bambini, queste ferite. Poi ci sono ferite che in situazione a Gaza non possono nemmeno curare perché non c'è le strutture, non ci sono le attrezze, non ci sono gli specialisti a fare, specialisti di guerra ci vogliono queste. E quando lo vogliono portare in Egitto trovano praticamente le difficoltà, perché per esempio oggi soltanto hanno riuscito a portare 5 feriti di questo altissimo numero di feriti, altri giorni 40, altri 20, tutti non sono arrivati a 300 feriti che sono usciti per essere curati in Egitto. E questa è la situazione nella striscia di Gaza. Ecco, una delle particolarità di questo attacco è l'elevatissimo numero di bambini che sono morti. È un numero spaventosamente alto è brutto parlare di numeri, ma i morti di questo mese nella striscia di Gaza equivalgono a 2 anni di morti civili in Ucraina. Questo non per fare graduatorie che sono sempre inutili e drammatiche, anche un morto civile è troppo, però per darci la dimensione della catastrofe che si sta vivendo. Quindi Sami ci ha mandato anche un messaggio specifico sui bambini e su come quelli che stanno ancora in vita vivono la situazione quotidiana di un'area dove mancano i servizi minimi essenziali e dove le bombe cadono continuamente e dove anche i più elementari aiuti umanitari non riescono ad arrivare.
E ascoltiamo anche un breve contributo di Franca Bastianello, che è la direttrice operativa di NAZRA, il Palestine Short Film Festival, che è una rassegna che si è tenuta per diversi anni e speriamo insomma che continui con corti che vengono dalla Palestina, sulla Palestina e per la Palestina. Prego Franca. Innanzitutto vi ringrazio perché mi date l'opportunità di parlare di questa cosa, di questo festival di cui mi occupo e soprattutto perché in questo momento credo ci sia bisogno di parlare di alcune cose che portano più verso il dialogo, verso diciamo la possibilità di pace che verso la guerra. Nazara è un festival, un'idea, nasce da un'idea di poter dare voce a chi voce non ha. In questo caso noi pensavamo di poter creare un momento di dialogo tra varie realtà palestinesi e anche al di fuori della Palestina in ambito cinematografico, permettendo a persone anche, magari non hanno neanche la possibilità di fare del cinema strutturato con produzioni, post-produzioni o quant'altro sia necessario, perché si dia la possibilità a questi giovani autori di presentare dei cortometraggi, un modo di fare cinema molto giovane, molto veloce, diciamo anche molto dinamico. E questi cortometraggi partecipano a un concorso che viene premiato. Alcuni di questi vengono premiati a seconda della categoria in cui partecipano e la cosa bella di questo festival è che le persone che vincono, che sono quelle, diciamo, le eccellenze dei film che si presentano al festival, vengono invitati in Italia per fare un tour che è il tour di Nazara. Questo tour permette a questi autori di andare in molte città italiane ed essere presenti alle varie proiezioni. In pratica Nazara è un festival itinerante, gira in moltissime città italiane e sempre di più c'è interesse in questo per praticamente proiettare i film di questo festival ed è molto inclusivo, nel senso che permette a autori di varie diciamo nazionalità, anche internazionali, appunto persone che non sono palestinesi, ma che vogliono cimentarsi su questo tema che è la Palestina. Purtroppo è un tema molto attuale, molto non è complicato, è abbastanza semplice capire cosa sta succedendo in Palestina. Purtroppo questo costa, le problematiche che sono in questo luogo sono molto, diciamo che in questo momento provocano tanto dolore, tanta sofferenza e tante morti. I nostri film ne arrivano ad ogni edizione in numero molto, cioè sono molto numerosi e parlano a volte di cose estremamente attuali e di situazioni molto difficili, molto complicate, ma a volte anche in modo ironico e in modo scanzonato quasi, perché effettivamente, se posso dire la mia, visto che conosco molto bene tutte le cose che ci pervengono, i palestinesi hanno un senso dello humor e un'intelligenza tale che permette loro di ridere anche di una situazione di grande disagio e di grande compromissione dei loro diritti. Ridere un po', ridono di se stessi, ma ridono anche degli altri e hanno un certo, affrontano in un certo modo le cose. In realtà
questo festival dà la possibilità di conoscere questa popolazione e di conoscere anche i problemi che incontrano e anche di conoscere come vengono affrontati quotidianamente. È un festival che ha una, diciamo, cioè cerca di, attraverso questi incontri, questi sguardi, perché non vi ho spiegato subito, ma Nazar è una parola araba che significa sguardo, gli sguardi di tante persone su un problema a volte può anche dare la possibilità di risolverlo questo problema o se non altro di far sentire le persone meno sole di fronte a queste cose inevitabili. Io non mi dilungo troppo perché il festival è è un bel oggetto, oggetto nel senso che manipolarlo ci vuole molta delicatezza, ma io spero che per le persone che partecipano poi alla fine a queste proiezioni possano considerarlo un bel regalo, perché dove non arriva a volte l'informazione dei giornalisti, delle testate, dei giornali e così via, forse a volte arrivano di più le immagini che ci vengono da questi film. Quindi niente, la prossima edizione la cominceremo quando le cose si saranno calmate, speriamo che succeda molto presto e avremo questa quinta edizione del festival. Mi auguro che sempre di più persone partecipino e non solo al concorso, a questo premio che mettiamo in palio, ma anche partecipino proprio di presenza per conoscere meglio la realtà di cui stiamo parlando. E mi auguro che le cose si risolvano con meno dispendio di vite umane, perché noi siamo con l'adagio di Vittorio Arrigoni, sollecitiamo di restare umani e di sostenere i deboli, diciamo sostenerli senza dire contro qualcosa, di sostenerli per qualcosa, per la loro libertà, per i loro diritti. Quindi restiamo umani e Nazara è con voi. Allora, siccome è un po' difficile insomma, per molti di noi orientarsi in una storia che è molto intricata, anche se poi in realtà c'è uno storico israeliano, ebreo-israeliano, che insegna in Gran Bretagna, si chiama Ilan Papè, e lui dice che il capolavoro di Israele è stato far sembrare una storia complicata, una questione che in realtà è semplicissima, c'è una potenza occupante e c'è un territorio occupato. Ma insomma, a parte questo, un modo per avvicinarsi alla storia recente di questo territorio è leggere un romanzo molto avvincente. Il titolo è Ogni mattina a Jenin di Susan Abulahwa e racconta la storia di 3 generazioni con tutte le cose che succedono nei romanzi, quindi matrimoni, separazioni, nascite, morti, eccetera. E c'è anche molto presente, oltre ai personaggi, un elemento molto presente è il paesaggio, un paesaggio molto dolce, molto amato. I palestinesi sono legatissimi alla loro terra e si parla degli ulivi, dei mandorli, dei carrubi e di tutti quegli aspetti che caratterizzano insomma il territorio palestinese e si comincia da poco prima della dichiarazione dello Stato di Israele e si prosegue insomma per alcuni decenni. Jenin è attualmente un campo profughi perché purtroppo ci sono diversi campi profughi dove diverse generazioni sono nate e cresciute. Jenin è stato creato come campo profughi all'indomani del 48, quando i palestinesi sono fuggiti dai loro villaggi, credendo che fosse una cosa del tutto provvisoria, quindi all'inizio erano
alloggiati in tende organizzate dalle organizzazioni internazionali, e queste tende un po' alla volta sono diventate insediamenti stabili e quindi ci sono diverse generazioni di bambini e di ragazzi che conoscono solo il campo profughi, quindi che sono nati e cresciuti nel campo profughi, e comunque attraverso le storie di questa famiglia, anche abbastanza intricate, insomma molto avvincenti, si può anche mettere a fuoco un po' qual è stata la storia di questo territorio. Is good acoustic here? Yeah, it's a bit reverberant. Reverb, yeah, I hear. Ragazzi, partiamo un pochino, facciamo sentire la mano. Now wait for? No. Again? The second saxophone. Okay, the second. But I see. Yes. The second. Part of you to make After the saxophone. Okay. Come soave di stella a Betlemme, come soave di stella a Betlemme, come soave di stella. E come sono a fumare Stephenest, come sono a fumare Stephenest, use. E canta, canta con tamburo. E canta, canta Palestina, canta speranza. E che speranza che risperato non muore. Canta Palestina. صباح فلسطين طل وفل وغشو حبيب يطل ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد ويسعد الطفل ونبقى نغني. Come son fuse sciure stasera, come son fuse sciure stasera, come son fuse sciure. Io sono la luna mescane con lui, o sono la luna mescane con lui, o sono la luna. E canta, غني 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 cantiamo con tamburo. غني لفيتوريو Canta speranza, غني للحرية e che speranza che غني لفيتوريو risperato non muore. Canta Palestina, canta per غني vittoria. لفلسطين وغني لفيتوريو غني انزو. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد ويفرح طفل ونبقى نغني سوا. نغني للحياة، نغني للحرية، نضيء سوية درب الحياة. ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد ويفرح طفل ونبقى لنلقى على الأرض سلام، لنلقى على الأرض سلام. غني 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 غني. E canta, كانتا انزو. cantiamo per vittoria. غنى لفيتوريو E canta, نغني لفيتوريو canta Palestina, نغني للسلام.
Grande, grande غني speranza, غني غني e che speranza canta, غني للحرية insperato non muore. Canta Palestina, غني لفلسطين غني غني فلسطين. انزو غني للحرية غني 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 كانتا كانتا انزو vittoria per Palestina, per me, per te, per noi, per nulla. نحبك نحب فيتوريو نحب أن نغني للحياة ويبقى نشيد جديد ويبقى ناي فريد لتسعد وافرحا ونبقى على الأرض السلام غني 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 E concludiamo questa breve puntata su quello che succede a Gaza. Speriamo di ricevere qualche buona notizia nei prossimi giorni e noi vi aspettiamo senz'altro martedì per i nostri Avete svolazzi in ascoltato mongolfiera Il Giro del Mondo in 80 e giorni, a cura di come Radio facciamo Nostra. In sempre. studio, Grazie a Rossella, tutti amici Gianluigi e e Remo a Omar. prestissimo. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo.